Sono buonissime, veramente Salata. buone. Bis e trisse stiamo facendo. È una bellissima giornata. Grande successo per la 12ª edizione della Festa delle Patate. L'evento, come ogni anno, ha rievocato il fascino delle antiche usanze contadine e ha riunito cittadini e visitatori in una giornata all'insegna della cultura, della natura e dei sapori autentici. Organizzata dalla Proloco di Sinagra, con il prezioso patrocinio dei comuni di Sinagra, Ficarra e Sant'Angelo di Brolo, delle rispettive Proloco e il fondamentale contributo degli abitanti di Contrada Baronia, la festa si è confermata un vero e proprio tributo alla storia locale. La Festa delle Patate ha fondato le sue radici in un'antica consuetudine contadina che negli anni 50 e 60 vedeva protagonista Za Concetta. Era lei che al termine del raccolto delle patate organizzava un momento conviviale per celebrare l'abbondanza della terra. Dopo la messa, nella cappella del suo podere, offriva a tutti gli abitanti del quartiere un pranzo semplice ma genuino, a base di patate novelle, buon vino e musiche tradizionali. Una festa che nella sua essenzialità simboleggiava la forza dei legami comunitari e la gratitudine per il lavoro nei campi. La festa di patate. Siamo qua per la festa delle patate, è una tradizione che rimandiamo da tantissimi anni e siamo orgogliosi di far assaggiare il nostro prodotto tipico, che sono le patate coltivate a Baronia, che hanno un sapore particolare. Non sono le solite patate, queste sono le patate speciali. Al forno, fritte, bollite in tutti i modi. Bollite, E qui una di grande patate, squadra. c'è di tutto, di tutto. Le patate raccolte proprio qua, piantate e poi raccolte. E ci sono tutti questi gran volontari per organizzare questa bellissima festa. Vengono sbucciate per poi essere tagliate. Poi abbiamo qua quelle fritte che sono state prima sbucciate e poi tagliate. Nel forno abbiamo quelle fatte con le patate e le cipolle, credo. E sono gustosissime veramente. Poi dobbiamo dire che le patate sono state coltivate qua, quindi sono biologiche. Non abbiamo patate col concime, sono proprio biologiche. E allora si metta lì in mezzo dove queste donne sono impegnate per deliziare tutti i palati quest'oggi. Ma come si è arrivati a questa giornata? Ci parli un po' di quanti sacrifici? Sì, abbiamo fatto tantissimi lavori, prima l'abbiamo dovuto decidere, poi è andata al comune se ci dava l'ok per i pulmini e cose varie, dopodiché abbiamo creato il gruppo e abbiamo lavorato per arrivare, da 3 giorni cioè, si lavora per mettere tavoli, stand e cose varie. Ma quanto sono buone in tutti i modi, fritte E al poi forno. assaggeremo, sono buonissime, veramente Salata. buone. Anzi, possiamo assaggiare una di quella fritta se vuoi. Io l'assaggio? Un giorno in cui stiamo rievocando una vecchia tradizione di questa contrada che siamo incontrati a Baronia, che era una zona dove si coltivavano queste patate, e oggi noi siamo qui a rievocare quello che facevano i nostri nonni nel momento in cui si svolgeva la raccolta di queste patate. Ci parli di questo giorno, quanto è importante vivere tali momenti di condivisione. È molto importante, moltissimo, perché siamo in allegria insieme e facciamo amicizia con altre persone e mangiamo le belle patate. Un momento bellissimo, rincontriamo delle persone che magari da tanto tempo non vediamo per via del lavoro o della giornata che abbiamo tutti. Momenti caotici che viviamo ogni giorno non ci permettono di vivere questa lentezza, queste tradizioni, questi momenti di grande convivialità e di puro relax. Avanti. Gocce di mare.
E dai nostri microfoni Enza Mola, presidente della Proloco di Sinagra, parliamo di questa importante giornata. Oggi è una giornata bellissima perché abbiamo ripreso la festa delle patate dopo 55 anni e siamo alla 12ª edizione. Quindi per noi è una cosa bella perché portiamo avanti le nostre tradizioni. Le patate sono state coltivate qua proprio a Baronia perché sono delle patate particolari, perché il terreno ha qualcosa di diverso proprio qua a Baronia e vengono delle patate buonissime. E quindi facciamo questa festa per socializzare tutti insieme e trascorrere una bellissima giornata. Come è stata articolata questa giornata? Stamattina abbiamo fatto una passeggiata per vedere alcuni siti, abbiamo visto un pavimento del 1600, una tomba bizantina, adesso ci sarà il ringraziamento dei prodotti della terra da parte di Padre Pietro, dopodiché c'è la degustazione di tutti i nostri prodotti, quindi gnocchi di patate, col sugo di buon tempo, patate fritte, patate bollite, patate a forno, insomma un po' tutto, e poi ci sarà anche il salame di Sant'Angelo, che l'abbiamo fatto in collaborazione sia con Sant'Angelo che Ficarra, e i bocconetti di Ficarra, quindi ringraziamo anche questi comuni che partecipano insieme a noi alla manifestazione. Parliamo degli esordi di tutto questo, da quante edizioni vive questa tradizione? Vive da 12 anni, però alcuni anni sono saltati, tipo quando c'è stato il Covid e qualche altro anno, ed iniziarono nel 2009 la prima edizione. Quali sono gli auspici per il futuro? E di migliorarla sempre di più e creare questa empatia fra tutte le persone, perché è importante, oggi non si sta più insieme, e quindi trascorrere insieme delle giornate e lavorare tutti insieme e fare volontariato, perché il volontariato dà nobiltà all'uomo, proprio aiuta a stare meglio. Accanto a me il presidente della Proloco di Sant'Angelo di Brolo, perché le Proloco di Ficarra e Sant'Angelo di Brolo insieme ai due comuni ci hanno aiutato ad organizzare questa manifestazione, e questa è una cosa molto bella perché c'è unione fra di noi, perché se noi lavoriamo insieme allora sì che possiamo sviluppare il territorio. Il famoso detto l'unione fa la forza, buongiorno. Sì, buongiorno. Sì, come sempre ogni anno partecipiamo insieme alla Proloco di Sinagra che ci invita in questa manifestazione. Siamo contenti di partecipare appunto con Sinagra, Ficarra e i rispettivi comuni, che ormai è una tradizione, siamo giunti alla 12ª edizione e per noi è sempre un piacere essere qui presenti. Siamo in questa giornata di caldo, ma è un piacere stare tutti insieme, assaggeremo le famose patate della Proloco di Sinagra e siamo contenti appunto di essere qui insieme a tutti gli amici. Meglio di questo? Vediamo. Buon pranzo. Grazie. Amici di Onda TV, una grande giornata, la festa di patate a Sinagra. Ed ora ci immergeremo in questa antica tradizione. Tanti saluti a tutti. Diglielo Michelangelo. Davvero tanti complimenti. Grazie. Come si chiama? Ci parli di lei? Michelangelo d'Amsterdam. Un suo collega, non so, Perdichizzi o Perdicuzzi, non mi ricordo. Perdichizzi il collega. È la prima intervista me l'ha fatta nella macelleria. Ah, e allora lo salutiamo e salutiamo tutti gli amici di Bella Sicilia. Grazie. Voi siete di Bella Sicilia. E Onda TV. Io vi seguo. Grazie. Modalità di Gesù. San Luca il vitello, perché per San Luca Gesù è mansueto condotto al macello, alla croce. San Giovanni l'Aquila, per dire che è il Vangelo più contemplativo, quindi 4 figure che rappresentano i 4 Vangeli, e sono raffigurati nella tomba. Non so se ci siete riusciti, forse sono dall'altra parte che si vede. No, sono da questa parte. Da questa parte, io non mi ricordo, da questa parte, quindi quella è una tomba antica, è un luogo di culto dedicato alla Madonna. Come questo qui, questa cappellina, qua i proprietari certamente loro lo possono dire meglio di me, è costruita in seguito per ospitare meglio un'immagine della Vergine Maria alla quale era dedicata questa cappelletta, quella poco più in alto, quindi è una costruzione più recente.
Però è significativo che in questo posto ci siano questi 2 luoghi di culto dedicati a Maria Santissima. Vogliamo dire un'Ave Maria e fare la benedizione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Basta il rosario, basta il Ed anche il bis per i presenti. Come sta andando questa giornata? In base ai visi, alle facce, sembrano tutti soddisfatti, pure noi siamo soddisfatti. È una bellissima giornata. Complimenti. Qual è il bilancio di questo pranzo? Positivissimo, guardi, siamo tutti contenti perché si sono sedute, tutte le persone sono state sedute e quindi perché gli altri anni c'era la protesta perché molte persone rimanevano all'impiede, invece quest'anno abbiamo provveduto a portare più tavole, più sedi e quindi Ed ora il bis? bis e trisse stiamo facendo per lasciare a tutti contenti. Champagne. Sei ritornati al mondo, Don Giovanni. Grandissimo sarebbe il suo ritorno. Direbbe tutti quelli che hanno 20 anni. E questo programma d'amore.